Appena terminato il primo tempo tra Atletico Calilla e Sporting 2-1-9 semifinale Summer Cup, risultato parziale 3-0 per i ragazzi in maglia verde che protestano intanto con l'arbitro Alessandro Passarella. Andiamo a parlare con qualche elemento in maglia azzurra. De Rosa. Non c'è, scusami, il cognome lo ricordi? Minieri. Primo tempo, gli avversari, lo sappiamo, sono i favoriti di questo torneo, però voi vi la state giocando abbastanza bene e meritavate almeno un gol in questo primo tempo. Abbiamo preso un palo col Cimmino, sì, proprio un minuto fa. Noi ce la mettiamo tutta, loro sono forti e... Cosa dovete migliorare? Non vogliamo perdere la faccia, vogliamo fare la nostra partita fino in fondo. Volete uscire dal campo a testa alta? Sì. Bocca al lupo per la ripresa. Tra poco per la sintesi della partita della semifinale Summer Cup Atletico Calilla Sporting 2-1-9. Sporting accede alla finalissima, come da pronostico vince 6-1 contro un buon Atletico Calilla. Siamo con i due estremi difensori, Sades per lo Sporting, per l'Atletico c'è Teti. Parliamo prima con te. L'Atletico ha provato in tutti i modi a fronteggiare gli avversari e a giocarsela. Direi che rispetto alla regular season me la siete giocati molto meglio. Sapevamo che non era facile conoscendo il livello dell'avversaria. Abbiamo provato a impostarla più difensivamente all'inizio, cercando comunque di ripartire convincentemente. Sì. Peccato nel primo tempo avete avuto anche un paio di occasioni. Il portiere è stato bravo, è stato molto bravo. Poi nel secondo tempo abbiamo provato un po' a prendere di più. Io ho cercato di tenere il risultato il più in bilico possibile, ma non c'è stato verso di darlo. La tua è stata un'ottima prestazione e comunque anche l'Atletico Calilla, visto l'avversario, possiamo dire che esce dal torneo a testa altissima, una semifinale, è entrata nelle prime 4, quindi è un bilancio positivo. Sì, soprattutto visto che nei quarti abbiamo affrontato una Virtus Napoli che non era così facile da eliminare. Ci siamo comportati bene anche oggi, ce l'abbiamo messo tutti. Va bene, salutiamo te. Adesso parliamo con Sades, a cui diamo la medaglia di migliore in campo, complimenti. Diciamo che questa è stata la partita dove forse è stato più impegnato dell'intero torneo. Diciamo la prima partita di tutto il torneo. Una soddisfazione. E infatti le altre gare i tuoi compagni sono stati talmente bravi e forti che hanno vinto le gare in maniera larga. Questa sera hai fatto 5-6 interventi importanti. È mio dovere, quindi faccio normalmente, insomma. Lo Sporting è la grande favorita di questo torneo, avete vinto 6-1. Adesso che siamo arrivati in finale, adesso dobbiamo giocare l'ultimo scoglio, sì, che o sia tra Caputo o Malaga, comunque sarà una partita sicuramente difficile. Preferisci una di queste due avversarie oppure? No, sono tutte e due squadre molto maschie, toste, possono mettersi in difficoltà, come noi possiamo mettere in difficoltà. Va bene, vuoi dedicare la medaglia alla squadra? Alla squadra, va bene, salutiamo Sades, in bocca al lupo per la finale e ciao ragazzi.